sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali, perlomeno. Di creare una nuova nazione. È tempo di essere padroni del nostro destino. Libera la bestia che c'è in te. Va ora in onda Cultura Padana. Buona Padania, buona Benacchia a tutti, da Andrea Rognoni. Oggi parleremo di diversi argomenti. Diciamo che la trasmissione sarà impostata su genius loci locali, perché ci sono delle novità, dei vari comuni di cui parliamo. Iniziamo da Peschiera sul Garda, poi parleremo anche di Fontanellato, che da 15 anni riceve la bandiera arancione, la bella località emiliana parmense, che pare sia una specie di Bengodi di paradiso terrestre secondo le note classifiche. Anche dell'uscita di un libro di Clelia Letterini, la poetessa comasca, che con Al Mercante Venezia è una commedia in 5 atti tratta niente poco di meno che da William Shakespeare, riconferma la vocazione teatrale dell'idioma cremasco. Ma ancora la novità, grossa novità del Corriere di Novara, che ha deciso inopinatamente, ma con un successo che pare sfori la provincia, perché arrivano notizie un po' in tutta la Padania di questa novità, l'album delle figurine. Cioè si ritorna un po' indietro nella storia, no? Io nel corso della mia vita ho imparato che per andare avanti a volte bisogna tornare indietro. Ritorno alle figurine, ma non sono delle figurine di calcio, di sport o di quant'altro, sono delle figurine che riguardano la storia della città di Novara. Infatti dal 6 maggio partirà la nuova iniziativa affinché i giovanissimi, magari con il rituale ce lo manca, che tutti abbiamo conosciuto da giovani, riusciranno a conoscere, a intraprendere le notizie relative alla loro città. Qui poi faccio eco in questo senso anche alla bella puntata ieri delle Donne Padane, condotta da Federica Perrile, che ha dimostrato che Genova, ma potrebbe valere per qualsiasi altra città, va riconosciuta nuovamente proprio dai giovanissimi, perché la Padania è una terra meravigliosa, è una terra incantevole, senza la cui memoria non solo i padani, ma chiunque arrivi in Padania è destinato così a non vivere appieno il senso ultimo delle sue stesse cose. Ma vi dicevo Peschiera del Garda, poi anche alla fine qualcosa sui bergamaschi esploratori. Peschiera del Garda, quali sono le notizie? Sono fondamentalmente due. Intanto cominciamo con pennellare qualcosa su questa località.
Io conosco tutto il Benaco perché non è un caso che chiami Benacchia il cosiddetto tradizionale lombardo-veneto, quello che poi non solo rappresenta la zona più fertile e produttiva dell'intera Padania, ma che poi ovviamente sta anche combattendo per la propria maggiore autonomia, come tutti sanno. Peschiera, io trovo personalmente Peschiera una cittadina un po' sottovalutata dal punto di vista turistico, perché generalmente il milanese, ma a volte anche il veneziano o l'emiliano, quando vanno sul Garda parlano di Desenzano, parlano di Salò per la sponda bresciana o Gargnano, parlano di Mone del Garda, naturalmente poi parlano di tutte le altre località che tutti conosciamo e apprezziamo, da Malcesine per arrivare all'Assise, per quanto riguarda il veronese. In realtà Peschiera, penalizzata probabilmente per tanti motivi, perché si trova proprio all'uscita del fiume Mincio dal lago, in una posizione ad angolo, così un po' nascosta ed angusta, ma soprattutto perché la tradizione ce l'ha consegnata soprattutto alle generazioni degli anni 60-70 come la località della prigione militare più famosa della Padania. Per tutto questo secondo me l'ha penalizzata. Peschiera è una località secondo me incantevole, che va conosciuta, va frequentata, va amata fino in fondo, e qualcuno che ha fatto di questa una sua missione in chiave artistica è sicuramente Athos Faccincani. La notizia riguarda il fatto che Athos Faccincani, un pittore diventato ormai molto noto non solo a Peschiera, vede prorogata la sua mostra fino ad agosto. È un successo incredibile. Io invito tutti ad andare a vedere, perché non si tratta tanto e soltanto di arte, quanto proprio di capacità di questo pittore Athos Faccincani di riprodurre i paesaggi padani, in particolare i paesaggi della sua amata Peschiera, in modo tale quasi da trasfigurarli in una dimensione autenticamente paradisiaca, un paradiso di colori, di luci, di impressioni, di movimenti, di forme, di situazioni, i fiori, le piante, ma allo sfondo delle case, per esempio, di Peschiera, oppure la dimensione faunistica che caratterizza la zona, famosa tra l'altro anche per tanti parchi meravigliosi. Quindi la bella notizia è che poi questa mostra unica nel suo genere, secondo me, perché è veramente un omaggio al territorio in senso vero e autentico, viene prorogata fino ad agosto, visto il successo incredibile che ha avuto. Ma la notizia più importante per Peschiera, secondo me, è un'altra. È stato definitivamente restaurato il leone veneto, il leone di San Marco di Porta Verona a Peschiera. È una notizia che riempie il nostro cuore di gioia nella misura in cui il leone dovrà sempre più diventare protagonista sotto tutte le forme, artistiche certamente, simboliche, allegoriche, potremmo dire anche realistiche, se non sapessimo appunto che è difficile in qualche modo far vivere un leone in Padania, ma noi lo facciamo vivere da tantissimi secoli attraverso il leone di San Marco. Ora, finalmente è stato restaurato questo leone, e tra tutti quelli che ci hanno dato l'anima per farlo, al di là dell'attuale giunta, ma che insomma è riuscita ad arrivare dopo un lungo percorso, iniziato tanti anni fa, io voglio citare quello che è prima di tutto un grandissimo amico, forse il mio migliore amico, Paolo Alessandro Beretta, che è un militante della Lega fin dalla prima ora, che è veramente un uomo straordinario. Pensate, lui è del 59, ma dimostra anche meno anni, alto, possente, è un leone nel vero senso della parola, anche se è nato sotto i Signori Gemelli. Lui diede l'anima fin da tanti anni a questa parte, per riuscire attraverso firme, attraverso mobilitazione, attraverso, non so, tutte le cose possibili e immaginabili, affinché fosse restaurato questo benedetto leone. Perché lui aveva in mente che la sua Peschiera, lui
abita esattamente a San Benedetto, ma ha poca importanza. San Benedetto oltretutto è il porto turistico reale di Peschiera, è una carità unica, incantevole, piena di ville meravigliose, veramente non ci sono parole, ma lui ha capito che la sua Peschiera andava rilanciata attraverso un'immagine, attraverso un'icona, perché Paolo Alessandro Beretta, che a volte interviene sempre un po' alla sua maniera, anche un po' provocatoria, perché è un uomo di una grande temperamento complesso e focoso. Ebbene, ha capito che Peschiera andava rifatta, ma non con quegli stupidi maquillage che si usano oggi come oggi anche per le persone, ma attraverso il suo simbolo più importante, che ribadisce certamente la veneticità di Peschiera. Peschiera non è una città lombarda, è una città veneta, è una città dove la pesca, lo dice la parola stessa, ci riconduce alle ragioni più profonde di una regione che non trova solo nel mare, adesso tra un po' arriveremo a Venezia, ma anche attraverso il lago, quello che sono le ragioni ultime del suo cuore e della sua forza. Beh, sapete che cosa c'è scritto, quali sono le parole che accompagnano il leone di Porta Verona a Peschiera? Sono scritte in latino. Siccome so che gli ascoltatori non è che non lo conoscono, insomma, ma sono sempre un po' impauriti da una lingua antica che è stata portata avanti, da una città non proprio simpaticissima, lo possiamo dire, Roma, non proprio simpaticissima. Allora è meglio dirla in lingua italiana e non veneta, perché? Perché se no saranno soltanto i veneti, potrebbero essere solo i veneti a usufruire di questo rilancio dell'immagine a Peschiera, ma deve essere un patrimonio di tutti i padani. Allora dice: impara cosa insegna l'eccellenza del leone. I veneti contro i loro nemici si comportano con la ferocia di questi animali. Sì, signori, troppo offensivo? Troppo arrogante? Troppo tracotante? Ma non è una questione politica, è una questione di indole, di carattere. Io sentivo poco fa parlare dei cinesi in televisione. I cinesi stanno conquistando il mondo. I veneti non hanno niente da invidiare, perché i cinesi sono delle tigri, infatti il segno più importante dell'astrologia cinese è quello della tigre, sono dei felini anche loro, ma i nostri felini padani sono sicuramente i veneti. Quindi c'è da imparare l'eccellenza del leone. I veneti contro i nemici si comportano con quella ferocia. Ci spiace per gli altri. Siamo la coppia intesa come unione profonda fra il libro che mostra il leone e il leone stesso. Perché gira ancora complice un certo Oliviero Toscani l'immagine dei veneti beoni ignoranti. Tutt'altro, esattamente l'opposto. Sono i più colti di tutti. Sono i più colti di tutti i padani. Però c'è un piccolo particolare. Sanno abbinare con estrema efficacia la cultura, la sapienza, la saggezza con la ferocia di questo animale. E mi fermo qui. E allora Venezia, la nostra Clelia Letterini, ha sempre avuto un rapporto particolare con Venezia. È una donna di una sensibilità straordinaria. Chi comprerà il suo libro Al Mercante Venezia, commedia Incincati tratta da William Shakespeare, traduzione in idioma cremasque, naturalmente della Clelia, vedrà anche la sua fotografia, per chi non la conoscesse, ma è già molto nota in città di Crema, che ci rappresenta una donna di una squisitezza, con un fascino intellettuale, una dolcezza infinita, che è proprio sta alla base di questa sua ultima fatica, perché tradurre in cremasco una barzelletta o un'opera teatrale modernissima è più facile. Tradurre Shakespeare
è veramente una operazione mica da ridere. E questo libro è un libro veramente unico nel suo genere. Pensate, già dalla dedica che ha fatto Aprile a tutti, dedico questo libro a coloro che vorranno scoprire come il nostro amato Cremasco si sia ben prestato alla traduzione di un capolavoro della letteratura mondiale, qual è appunto Il Mercante di Venezia. Io ho trovato, tra le altre cose, molto interessante non solo che poi è tipico della capacità di Cledia di riuscire a impostare delle frasi idiomatiche cremasche al momento giusto per i personaggi giusti, ma proprio l'approfondimento di questo legame unico che c'è fra Venezia, la cittadina lombarda e la mercatura, che non è una cosa che qui di bassa opinione e frequenza. La mercatura, se ben gestita, rappresenta l'arte dell'eccellenza. Quindi il libro, poi sul libro ritorneremo, ma edizioni ALP, associazioni lingue padane, per chi ama la Padania, ma le edizioni reali sono Leva Arti Grafiche in Crema al Mercante di Venezia. Avremo modo di riparlarne. Veniamo adesso a quella che vi dicevo, una sorta di Bengodi padana, almeno come viene descritta dalla Touring di questo mese. Il Touring di questo mese ha diverse proposte afferenti al mondo padano, che sono tutte interessanti e vanno valutate. Io mi riservo di riparlare in Arte Nord, in una delle prossime puntate, del nuovo Palazzo dell'Arte di Venezia, perché merita così una puntata speciale, veramente unico nel suo genere, ed è un modo per rilanciare anche la parte migliore della città, definita essenzialmente capitale della Padania. Ma mi soffermo su un altro articolo che parla della località di Fontanellato, che non so se tutti conoscono, è caratterizzata da un castello molto, molto noto nella zona più padana della provincia di Parma. È una bandiera arancione da 15 anni. Il Fontanellato ha una qualità di vita invidiabile e una ricca offerta turistica, scrive appunto il Touring. La rocca, che si chiama Rocca San Vitale, il labirinto dell'Amazone, e una gastronomia che lascio alla vostra immaginazione. Ma quello che è più importante e che sottolinea il servizio è che sono tante le associazioni che si prendono cura del bene comune, come poi nella logica emiliana, che non è una logica politica in senso basso, ma in senso alto, nel senso che tutti quanti sono coinvolti nella gestione della comunità. Per anni il vero zenit è stato rappresentato dal santuario della Beata Vergine del Santo Rosario, però ora appunto in una versione più laica che si confà ai tempi, il teatro comunale è diventato il punto di riferimento, assieme alla famosa stanza affrescata dal Parmigianino all'interno della Rocca San Vitale. E dice il Touring, perdiamoci nel labirinto dei sapori emiliani, tra salumifici, ostelli, cascine e tante altre cose che sicuramente soltanto chi conosce quel territorio nella specificità sa apprezzare fino in fondo. Nello stesso Touring di maggio anche la Lessigna, la terra dei cimbri, le Prealpi Veronesi, con un mondo antico fatto di pascoli, di malghe, di faggetti e di grotte. Una montagna che da 29 anni si racconta attraverso le parole e i volti dell'intera comunità. Io dedicai uno studio tanti anni fa di geografia, che arrivò anche a un congresso geografico, parliamo dell'83, mamma mia quanto tempo è passato, proprio sulle tradizioni e l'organizzazione del territorio sui Monti Dessini. Ho trovato questa plaga del Veneto, ritorniamo così al Veneto, una delle cose più belle che la natura ci abbia regalato. E dalle famose giassere per arrivare alle leggende che rendono affascinante questa terra
pitture rupestri, ritrovamenti che fanno parte sicuramente del migliore patrimonio tipico della padanità. Vi dicevo allora, la grande novità del Corriere di Novara, che è una di quelle pubblicazioni locali che raccontano sempre cose belle e interessanti. Da oggi parte la nuova iniziativa, un album delle figurine e tante figurine che bambini e ragazzi potranno assieme al Corriere comprare per riuscire a riempire questo album delle figurine di Novara, fatto di tante belle storie d'arte, costume, tradizioni. È una bella iniziativa, una gran bella iniziativa, perché permette alle nuove generazioni di riuscire ad avvicinarsi a quella che è proprio il fondamento culturale, civile della propria città. Guardate, quest'anno per l'esame di maturità noi insegnanti di liceo siamo costretti insomma a ripassarci, ma ci ha fatto molto bene questa lezione, perché come diceva Edoardo, gli esami non finiscono mai. L'insieme delle note relative alla cittadinanza. Io farei studiare ai nostri ragazzi come cittadinanza speciale la propria città, storia, cultura, tradizioni e ovviamente lingua. Le figurine sono secondo me un modo semplice ma efficace per arrivare al cuore del discorso. Vi ricordate le figurine agli Epic? Vi ricordate le figurine Panini? Vi ricordate quanto del nostro tempo da bambini negli anni 60 fino a metà degli anni 70, poi le cose sono un po' declinate, facevano parte della nostra vita attraverso incontri-scontri per riuscire a catturare il famoso pizzaballa della Salanta. Adesso la Salanta è ritornata grande, pensate, è l'unica città che presenta un nome di donna, seppur mitologico. Ma io penso veramente che iniziative come quella del Corriere di Novara andrebbero fatte in tutta la Padania, e in tutta la Padania, da Zena a Turin, a Venezia, a Rovigo, a Brescia, perché Brescia oggi, con la città che festeggia il ritorno in Serie A, deve dimostrare di essere pur sempre la seconda città lombarda per grandezza, e la grandezza non si misura solo con l'internazionalismo, si misura con il recuperare le proprie radici profonde. A proposito, sono 50 anni che il papà di Christian De Sica ci ha raccontato in un film il contenuto del libro di Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi Contini. Fu proprio nel 69, con uscita nel 70, che Vittorio De Sica fece da regista ad una grande operazione culturale, morale e civile, che purtroppo è stata un po' identificata soltanto col discorso relativo della difesa della cultura ebraica. Certo, è anche quello, ma non è solo quello, perché io ho scritto, andate su Art and Horror Review, ritrovate il mio articolo, che era uscito, apparso anche sulla Padania, pur modificato perché poi Paganini non ripete e non copio mai, ma rielaboro. Lì, artandhorrorreview.org, trovate il mio giudizio sul giardino più bello del mondo, il giardino dei Finzi Contini, dove si amarono Nicole, interpretata del film dalla più famosa forse delle attrici francesi, e poi ovviamente attraverso una serie di fondi lunghi, di campi lunghi o medi, tratti da dove? Il film non fu girato interamente a Ferrara, ma fu girato anche presso il Parco di Monza. È bello che il Parco di Monza rappresenti attraverso il cinema la flora padana.
quella che poi, dicevamo prima, l'Alto Sfaccincani dipinge nei suoi meravigliosi quadri a Peschiera. A proposito, non vi avevo detto, il nostro Faccincani, vi avevo citato la mostra, ma non vi avevo detto dove, la palazzina storica di Peschiera, Parco Catullo. Mi raccomando, fino ad agosto, andateci perché è un ben di Dio. Beh, io dico, il Parco di Monza come protagonista di sfondo, di paesaggio, di arborea essenza per il film girato 50 anni fa, ma Ferrara è pur sempre Ferrara, Frera, per chi la ama, per chi la conosce. I miei cugini abitano lì vicini, quindi la frequento anch'io abbastanza. Penso che quello che ha consegnato alla storia Bassani sia un giardino profumato, il giardino di Finzi Contini, che ci racconti poi come, nella città in cui è uscito il giornale più padano di tutti i tempi, il famoso Corriere Padano di Frera, Beh, io dico, accidenti, ritorniamo a recuperare quelle radici, perché sicuramente quello che è stato raccontato da Bassani e poi da De Sica, che era un grandissimo regista, vale la pena di essere ancora meditato, visto, rielaborato attraverso 1000 maniere e con quella capacità di amare la Padania che è innanzitutto culturale prima ancora che politica. Vi dicevo dei bergamaschi in America, mi rifaccio a un servizio invece uscito su Airone del mese scorso, non ho avuto ancora modo di parlarne, in cui viene citato Giacomo Costantino Beltrami, bergamasco puro sangue, nato a Bergamo nel 1779 da una famiglia borghese nel senso lato e migliore, entusiasta sostenitore di Napoleone. Quando questi conquistò Bergamo non ebbe difficoltà, grazie anche alla conoscenza del francese, ad inviare una prestigiosa carriera, a dare inizio a una prestigiosa carriera che lo portò ad essere anche giudice a Macerata, una città qualsiasi, no, Macerata ci è molto cara, lo sapete perché, ma il crollo dell'impero napoleonico e la prematura scomparsa della Dolomata sconvolsero la sua esistenza tanto da costringerlo ad andare in America. Raggiunse prima l'Inghilterra e poi attraversò l'oceano, sbarca a Filadelfia il 21 febbraio del 1823. E che cosa fa in America? Incontra il Pelle Rossa. Certo, fa il catalogo di tutti gli indiani d'America, il dizionario dei Sioux. Ma signori, questi padani, un grande abbraccio padano a tutti. Venezia risorge, Venezia per sempre, viva il Leon, a risentirci. Avete ascoltato Cultura Padana. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato